Dopo l'avvio della campagna vaccinale che dal 27 dicembre scorso sta coinvolgendo l'intero territorio nazionale, parallelamente alla somministrazione del vaccino al personale sanitario, si sta procedendo anche con le case di riposo. Nell'ULSS 4 le RSA già coperte sono state quelle di Jesolo, Portogruaro, Meolo, Cavio, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Gruaro e questa mattina è stata la volta della Sereni Orizzonti di Torre di Mosto. Lunedì si proseguirà poi con Caorle, martedì con Sandona di Piave e a seguire le strutture di Eraclea, Fossalta di Portogruaro e Cinto Caomaggiore, completando così tutte le 13 strutture del territorio dell'ULSS 4. Siamo a buon punto e contiamo entro la prossima settimana di finire tutte le vaccinazioni all'interno dei centri servizi residenziali per ospiti anziani non autosufficienti. Finora non abbiamo avuto reazioni avverse da parte di nessun ospite, quindi siamo molto contenti per la risposta e anche le adesioni sono molto elevate, cioè abbiamo adesioni che sfiorano il 99%. Dopo quasi un anno di restrizioni e privazioni per quanto riguarda la sfera affettiva, la campagna vaccinale è stata accolta con grande soddisfazione da ospiti e dai loro familiari, che vedono finalmente avvicinarsi il momento in cui potersi riabbracciare con serenità. Assolutamente molto contenti e anche i loro familiari, perché naturalmente per loro è una garanzia, sono molto fiduciosi, è stato fatto un lavoro da parte anche di molti medici molto buono per dare anche informazioni corrette ai nostri ospiti e anche ai familiari. La coordinatrice che li ha preparati bene una riunione e hanno capito l'importanza della vaccinazione. C'è stata una preparazione di tutti gli ospiti, ben preparati, ben convinti della necessità della vaccinazione, perché sono più esposti all'attacco del virus. Tutto il procedimento è svolto in sicurezza, dunque, partendo dalla fase più delicata, che riguarda il trasporto delle dosi a temperatura controllata, fino alla somministrazione, che non ha prodotto effetti collaterali. La vaccinazione praticamente rispetta rigorosamente le regole e le istruzioni quelle date dalla ditta produttrice. Per non interrompere la catena del freddo viene trasportato con una borsa particolare, dotata anche di data logger, che è appunto uno strumento che registra proprio la temperatura all'interno della borsa, perché se ci sono delle anomalie ovviamente si fa la scheda di non conformità e non può essere praticato. Quindi viene trasportato in sicurezza, una volta giunti in struttura lo si mette al riparo della luce e ovviamente si prende il flaconcino man mano che dobbiamo diluirlo e quindi si preparano le dosi, dopo gli operatori provvedono alla somministrazione. Come in tutte le strutture noi siamo organizzati con un kit per la gestione delle emergenze, in questo caso per riuscire a coprire qualsiasi reazione avversa che può dare la vaccinazione. Soddisfazione infine è stata espressa anche dal primo cittadino di Torre di Mosto, che stamattina si è recato in visita alla struttura per portare il proprio saluto e sostegno agli ospiti, con la promessa che una volta a disposizione per tutti, anche il sindaco si sottoporrà alla vaccinazione come esempio per la cittadinanza. È nostro obbligo dare l'esempio, è un dovere accettare e fare il vaccino per dare un segnale alla cittadinanza affinché si possa superare questa pandemia. Sono molto soddisfatto che si parta da questo sito, dall'RSE delle persone anziane più fragili che possono essere vaccinate e poi possono avere quei momenti di libertà che in questo ultimo periodo non hanno avuto e relazionarsi un po' con le famiglie e con i familiari.